Luisa, ma cosa combiniamo oggi? Ma come? Che fare oggi? Iniziamo proprio da una ricetta tipica, popolare, siciliana, caccio siciliano non se ne può. E oggi facciamo la caponata. La caponata. Allora, questa ricetta ha origine arabe, ma la cosa più importante è che è nata dal popolo, non c'è una persona, questa è la cosa bella siciliana. Allora, tu vedi che tutti gli ingredienti che abbiamo che sono su cose che la gente avevano in già. Ecco, un all'urto, un campagna, Sì, un papà, su un cose marito. semplici che tutti potete avere. E non è difficile, io prima mi scandavo a fare la caponata. Te lo giuro, perché ma come si fa? Ma che c'è, ne esce? E invece no, basta che la feci la prima volta, ha fatto sempre. Ecco, un segreto è l'agrodolce. Qui abbiamo questi prodotti che stavolta ci vogliono i sottotitoli. Allora, questo qui, Luisa, come si dice in siciliano? Accio! Ok. Poi abbiamo la mulungiana, i pip. Eh sì, ancora prima di pubblicare la ricetta, già gli amici palermitani dicono: ma che ci sono i pip? Beh, vogliamo fare la versione più semplice, quindi per non avere problemi con nessuno chiameremo la caponata siciliana con i pepi, ma è la versione a nostro avviso più comune in tutta la Sicilia. I pommarone, poi pinoli, i giapparedde, ecco, capperi, o sale, zucchero, pipinivoro, sarsa. bottiglia di salsa. E un altro elemento importante sui olive. Queste olive che avete stato vedendo, e guglielmo le macce nostre che abbiamo qua fuori. E passoluna. Diciamo passelid, dipende. Passelid. E lui di casa. Ecco, siamo pronti. Ma questo non era... No, questo non è poggiosino, questo è accio. No, questo è accio. Ah, allora non ci sbagliamo. Tutto pronto? Tutto pronto. Vediamo come si fa. Iniziamo. Quindi azzecchiamo questa bella ricetta. 400 grammi di mulungiana, quella bella, scuscetta. Poi staccio quando non ne serve lui. Ma qualche costa, no assai, Ecco. non tanto. Più la parte... Questo c'è più a malluvare, sutta, questa c'è a malluvare, si piglia di solito a parte più tenera, ecco. Ok, i pipe e ovviamente lo vamo alla parte bianca, la semente, tutto quando non ne serve. E il pommarone agli essere intenso. Non è che ci vuole il pommarone un salatario, che No. è giusto. Ora cosa ci fai vedere? Allora, camis nella ciotolina, acqua calda e i passolini. Li metto così perché vanno a... Sì. E ci portano adesso Sì, si vanno a- rigenera, rinasce, Sì, torna fresco. torna fresco un passolino e poi ci servirà per mendirlo in questa bella ricetta, una caponata. Perfetto. Andiamo, andiamo. Anche quest'acqua un po' ci servirà per l'effetto agrodolce. Pigliamo questa mulungiana e facciamo un taglio. Allora, un taglio per la caponata di essere un pochino... Piano per mano. Come deve essere questo taglio? Beh, io lo faccio a quadrotti. Ecco, va bene. Allora, non deve essere né troppo unico né troppo rosso. Facciamolo vedere così. Sto potendo taglio. Scendi, stai attento per mano. Ok. E quindi? Facciamo a fare i bel quadrettoni. Io Allora. piglio la pareglia, Sì. perché ogni cosa, una caponata, ogni cosa si frie per fatte so. Allora, Ecco, prima a friamo la molingiana e la mettiamo a parte. Poi nel frattempo prepariamo magari i pipe. Intanto azzecchiamo con questo. E allora mettiamo nella pareglia. E questa è la misura. Ora completiamo di tagliare la mulungiana e andiamo a preparare anche gli altri ingredienti direttamente in un piatto. Così passa. Ma che ne scordiamo qualcosa lui? Se ne scordiamo la cipolla. Ecco, la cipolla è importante, ma come con l'agrodolce, quindi andiamo anche a tagliare la cipolla. Questa ha di essere fina, bella sistemata. Ma ci vuole pure l'aglio o no? No, io non lo metto. Brava, No, non ci- niente no, aglio, no, aglio no. non ne mettiamo. Poi ognuno, anche questa ricetta poi è una cosa un po' familiare, diciamo ragazzi, Scrivete nei commenti, piano piano il siciliano aumenta, Sì. a dare un'arganzia da abituare. Luisa, ma che tipo di siciliano tu conosci? Io allora parlo, cioè sai con rausano, perché la- le nostre tradizioni sono rausane, È vero. nonna ragusana, però ti posso dire che da parte di mamma c'era l'ugurdea, già che andiamo l'accento, per esempio le ugurdiane parlano a così, ci danno una cadenza all'ultimo, per esempio Luisa, Margherita, tipo mia mamma si chiama Margherita perché cos'è? Sta friggendo l'olio e Luisa mette la mulungiana in padella, vedete? Wow!
Perché si frie, si frie. Ed eccomi qua Luisa, ecco, ci vuole una bella friuta. Sì. Poi come non pensare a una fritta che in Sicilia è migliore la carne. La voglia. Mia nonna pigliava sempre la pasta e poi ci metteva fede la mononciana fritta e sopra, avevo caffettini. Questa è l'unica cosa che è bellissima. Ecco qui, quindi aspettiamo che Ora si deve cuocere. serve qualche altra cosa. Sì, certo, ora vado a mettere il sale. Sì. E tutti gli altri ingredienti, spezie, un sapore appunto si conta all'ultimo. All'ultimo ci a mettere tutte cose. In questo caso anche perché usala fa asciugare la mononciana Sì, e non ha l'effetto bello anche un po' dentro asciutto. asciutto. Picciotti mi raccomando, mononciane duro, non pigliate mononciane sfatte perché poi vi viene amara. Sì. Altro segreto non c'è. Sì. Parlando invece dell'uomo siciliano, io essendo di Vittoria parlo anche un po' come Luisa, chi giù rausano, ecco, un accento non molto forte, però le mie origini sono di Gela, che ho capisti? Quindi a che punto siamo lui? Allora, la molengiana, secondo me è buona. La potessimo pigliare. Che dici? Una rotandicia la mangastagnare? Poco a poco, ecco, vedete, Una questi, rotandicia? alcuni sono pronti, alcuni poco meno. Allora, facciamo un castagnare una Ecco, rotandicia. scungio una frutta. Sì, scungio. Ecco. Poi gli altri ingredienti faremo un'altra paredda. Una per ogni frittura a parte. Così le melenzane a parte nel piatto. Adesso facciamo l'accio, cacipuglia. O pomodoro no? No, il pomodoro si mette dopo perché stiamo a mettere pure i pipi. Sì. Quindi una bella rotolata. O sale. Sì. E ora c'è pure un momento la stemperata perché una volta che mettiamo i pipi, Sì. alla fine, C'è la stemperata. oh, che do siciliano, che Che do lo serio. nuocio. E andiamo a mettere i peperoni. Ora i pipi, ci vuole bella una rostuta. Aumentiamo il gas a posto. Siamo sempre sul discorso, monogiano a parte, uso fritto a parte E i pipi a parte. e i pipi a parte. Quindi insieme alla pignata e ora La paredda. paredda. Lo sale ci metto e ora la facciamo soffrire. Ok, quindi ci aspettiamo una sine minuti Sì. e più, e ovviamente sempre in base al prodotto che avete. Noi abbiamo scelto questi peperoni verdi di stagione, che siamo nel periodo un po' più invernale. Avessero stato bello pure gialli. Vabbè. Buono. Una paura. Una paura. Lo stesso. Bella sape. Nel frattempo le cotture, cosa abbiamo? Un segreto, no? Una Ma che cosa... c'hanno a dire? Ma che c'hanno a dire? Ah, come? Allora che ne seguono a fare? Picciotti, Stai scrivetevi. stai scherzando. Allora, secondo me il segretino che lo diciamo e che tagliamo poi all'ultimo, quando abbiamo finito di fare la caponata, rimetterci l'accio a cruro. Giusto. Ci dà un sapore molto buono. Ovviamente un po' di basilico ci mettiamo pure, che Certo. non ve l'abbiamo detto, ma la parte aromatica ci vuole sempre. Quindi Sempre. prendiamo quest'accio veramente fresco appena raccolto e andiamo a fare una bella julienne semplice. Poi se ci lo mettiamo in sopra perché portano un gusto veramente È buono. vero, porta buono. anche una parte croccante ed è un segreto, oltre a quello che adesso vi diremo sull'agrodolce che ancora non abbiamo svelato. Infatti. Così, una volta presa la parte principale, poi diamo anche un colpettino serio e facciamo ballare il tavolo. Allora, per fare questi pipi abbiamo messo anche il coperchio. E brava Luisa. Vedete? Ecco qui. Adesso vi faccio vedere che incominciano a essere veramente pronti. Quindi andiamo a curare l'aspetto agrodolce, no? Sto sapore in più. Cosa aggiungere? Allora, questi qua che sono l'uva passa, prendiamo un po' di quest'acqua e la aggiungiamo. Un cucchiaio e mezzo, porterà un sapore unico a questi peperoni che sono l'elemento agrodolce. Ma appunto agro e dolce, quindi zucchero e alla fine l'aceto bianco. Lo mettiamo tutto, sono 5-6 ml. Ti senti un ciavolo lui? Maria che sciavolo! Adesso a questo punto noi facciamo un'altra scorciatoia e aggiungiamo I pomodori.
I pomarore, noi pomarore. Ecco, i pomarora che facciamo leggermente ancora amalgamare. Proprio Maria questo elemento Crisciano. che sape bello proprio. Allora, picciotti, qui ci vuole il like, quindi lasciamoli in altri 3-4 minuti e passiamo al tavolo per unire tutti gli ingredienti. Allora, ci avviamo verso la finitura di questa ricetta. Finiamo. Ah, bene, ancora quasi quasi. Però già abbiamo tutte cose pronte, no? Ecco, tutto il famoso a parte. A parte, Ecco, a parte. quando capita che do spratico, che do che sa può andare, piglia e mette tutte cose insieme nella parete. No, non viene Ecco. buono. Ok, qui siamo sicuri. Allora, partiamo. Aggiungiamo in questa ciotola a freddo, tutto a freddo, mettiamo le melanzane. I melanzane fritti. Quindi, in questo caso vi ricordo che ancora qui abbiamo messo soltanto un po' di sale. Poi aggiungiamo la parte più croccante che già ha una parte quaruce, no? Acio purduzza. Agevuda, olaccio, Ecco. sedano. Laccio. Poi caccia via. E caviamo tutto i cosarucci, no? Allora. Vai. E così, salvo ne canta una canzone siciliana. Salvo che ne canti? Niente. Niente, non ne canta niente, la canto io una canzone siciliana. Vitti una crozza sopra, Allora, una Andrea, caponata. A questo punto, vedete, gli ingredienti rimangono alquanto consistenti. Dobbiamo essere anche un po' delicati, non facciamo una sparanata. Mettiamo la parte anche che ci vuole della salsa. 2 cucchiai. 2-3 cucchiai, questa è una salsa già cotta e insaporita, il giusto e indispensabile. Ok. Quindi adesso Luisa aggiunge l'uva passa. Che già asciangio. Perfetto. Basta. Va bene così, non esageriamo. Poi Capperi. i ciappariede, Capperi di tutte pantelleria. belle. Eh sì, anche infatti in questo caso poi assaggiamo pinoli. I pinoli. Che abbiamo una parte lì e un'altra parte sempre lì. 10 grammi di pinoli. Adesso c'è un po' di pepe nero. Pepe nero. Ok. Possiamo aggiungere Oh, un pepe pipo nero. come volete, rosso, nivolo, verde, giallo, E poi ce ne bianco. un segreto. E adesso mettiamo questa parte più aromatica. Andiamo mettendo parte delle foglie. Relaccio. Ecco, Io che- direi basta, che dici? Sì, va bene, poi magari qualcosina ancora quando andiamo a fare. Ok. Andiamo a impiattare. Vi faccio vedere un po' da vicino, avviciniamo la telecamera, ma siamo qui. Allora, E all'ultimo ci abbiamo belle guanciolive e remeniamo. ma queste olive ci vogliono. Certo, si possono mettere di più, di meno, insomma, gli ingredienti sono indicativi. Voi picciotti sapete che dovete fare, ma Buone. vedete qui quanta bontà, spettacolo. Allora, una volta creati tutti gli ingredienti, tutte cose insieme, a raffreddare. Sì, perché più fredda è, meglio è. Eh. Cioè, essere fredda, Quindi, se volete mangiare subito in già stasera, per dire, in già l'11 la mattina, la da mettono al frigorifero. No, frigorifero, sì, perché si mangia fredda. Si mangia fredda con un bel pezzo di pane pure duro, un pane duro non piace pure assai in Sicilia. Eventualmente si può fare anche 1 o 2 giorni prima, Sì, non c'è sì. assolutamente problema in frigorifero. Quando poi la dovete servire, se vedete che eventualmente è un pochino ancora dura, perché poi i da trattengono Sì, frigorifero, certo. La usciamo una bella passata d'olio e eventualmente possiamo un uscire pochino. anche prima dal frigo e così deve appigliare la Ecco, temperatura. e poi 2 foglie di basilico messe all'istante prima di servirlo, se no diventa nero. Certo. Quindi a Il questo basilico punto, la mettere al momento, ecco, a questo punto noi non l'abbiamo messo neanche nella ricetta proprio perché va messo alla fine. alla fine. Potete assaggiare, eventualmente ancora aggiungere un po' di pepe nero. Ma adesso Piglio vediamo- un piatto, questo non so se si è conosciuto, questo è un piatto di mia nonna, è un piatto centenario e così un piatto, perché ora ovviamente andiamo a assaggiare, Maria che sciavolo, così, non sono brava a fare impiattamenti, questo io già ve lo dico, Vedete da vicino. mettiamo un po' di basilico, il basilico facciamo che mano, a così, ed eccolo qua, è pronto. Wow!
Avanti, pigliò pane, pigliò pane. Ora lo vediamo. Allora, picciotti, siamo arrivati alla fine. Lui, cosa gli vogliamo dire, ragazzi? Andando ci vogliamo dire grazie che ne seguisto qua un piatto parla solo. E infatti, quindi ricette tipiche, ricette popolari, ricette siciliane, cucina sicula, ma non è solo questo. Luisa la trovate in tutti i social sulle ricette di Luisa. E a me mi trovate Andrea, su Ricette Ricette Flash. Flash. Ecco, abbiamo pure il blog, abbiamo i canali, abbiamo di tutto e di più. Sì. Ma vogliamo il vostro aiuto. Sì. Picciotti, potete anche voi pubblicare qua una ricetta. Scriveteci in privato, lascio pure l'email, veniamo a casa vostra e realizziamo il video. Ma se non volete, cosa possono fare anche? Possono fare i video e li mandano e noi pubblichiamo nel canale Siculo. Perfetto. Cucina Sicula è una community, non sono io per farmi bello o Luisa. Noi Infatti. mettiamo qualche idea di tanto in tanto, ma vogliamo che ognuno di voi piano piano va a presentare le ricette e soprattutto rappresentiamo tutte le province Tutte le siciliane. province siciliane, certo, e infatti non solo che la Ragusana, ma che ci scrivete viaggi. È vero, già abbiamo qualche amico che lo stiamo contattando. Ragazzi, mi Vi raccomando, aspettiamo, venite perché poi alla fine faremo anche un piccolo spoiler. Per tutti quelli che pubblicheranno le ricette ci sarà anche un articolo dove alla fine ci sarà un riassunto di tutti i video. Quindi è importante Tante partecipare cose. perché potete avere anche un po' di pubblicità e potete anche voi continuare le vostre esperienze di cucina a casa. Ma adesso ho fame. Luisa saluta. Ciao a tutti, allora vi aspettiamo ai prossimi video che ci saranno tra poco. Tanta roba. Tanta roba, grazie a tutti, veramente grazie, vi abbraccio a tutti. Ma io voglio assaggiare. Io assaggio. Assaggiamo. Dai, siamo pronti, siamo pronti. Come vinne, come vinne. Cose di lusso. Bella Sabe, alla prossima!